Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi facciamo un approfondimento sulla difesa francese. Andremo a vedere quali sono i principi di questa difesa, come si gioca in linea di massima, vediamo le prime mosse, non andiamo fino alla 24esima mossa, andiamo a vedere quali sono le varianti principali, come ci si entra e quali sono i piani di gioco ovviamente in ognuna di queste varianti. Quindi mettiti comodo che facciamo un bel approfondimento sulla difesa francese. Ovviamente non posso fare altro che sponsorizzare il corso che è in uscita e in offerta di lancio realizzato dal grande maestro Andrea Stella intitolato French Secret. 30 ore di corso, il corso più completo in italiano e direi anche in Europa sulla difesa francese, con tutte le linee, studi lices alle quali potrai accedere. Ti arriverà anche a casa il libro sulla difesa francese e ti arriverà anche a casa il libro 100 posizioni da conoscere e ti arriverà e ci avrai un corso a scelta sull'Academy che puoi prendere. Insomma, 5 bonus ci sono insieme al corso. C'è una speedrun sulla difesa francese giocata dal grande maestro. Insomma, tutto quello che serve per giocare bene questa difesa. Ti lascio il link in descrizione, è in offerta di lancio fino al 15 di ottobre. Ma adesso veniamo a noi. Allora, cerchiamo di non dare veramente nulla per scontato, a prova di neofita. E4, una delle aperture più giocate da parte del bianco, e qui nella difesa francese e la mossa che poi dà il via a questa difesa è E6. Come puoi vedere, a differenza del bianco che mette già un pedone sul centro, e ricordiamoci, adesso sto evidenziando con caselle gialle, quello, anzi non si vede tanto, con caselle rosse quello che è il centro, il bianco ha già messo un pedone sul centro e il nero non ancora. Cosa dice la teoria? Controlla il centro mettendoci i pedoni, eccetera. Quindi questa difesa sembra all'apparenza non rispettare questi principi, però ogni cosa c'ha i suoi pro e contro, perché a differenza di E4 e 5, che penso sia la mossa in assoluto più giocata sotto tutti i punti di vista, dai neofiti anche i professionisti giocano tantissimo E4 e 5, non c'è assolutamente da snobbare, anzi è considerata una delle difese migliori. Qual è il problema? Che sia il bianco, ma soprattutto il nero, che ha una mossa in meno, e questo è il vero problema del nero, che rispetto al bianco ha una mossa in meno, questo pedone è lì lasciato al centro e quindi subito attaccabile, tant'è che dopo cavallo F3, e questa è la seconda mossa più giocata in assoluto, il bianco prende subito l'iniziativa sviluppando un pezzo e attaccando subito, e qui escono fuori le mille. Dopo cavallo C6 escono fuori miliardi di cose che possono succedere, la scozzese, l'italiana, la spagnola e subito C3 e miliardi di gambetti strani. Ecco, il vero problema di E4 e 5, nonostante considerata una delle migliori, è che devi veramente conoscere a menadito ogni gambetto, gambetto italiano, gambetto Emas, gambetto del centro, e se non li conosci perfettamente, cioè il gambetto Dubov, che è abbastanza una novità, se non li conosci perfettamente rischi di essere travolto. Quindi E4 e 5 tanto cara e bella, ma se non giochi precisamente alcune mosse in alcune linee particolarmente taglienti rischi di andare veramente sotto. Quindi difesa francese, ti togli da ogni rottura di scatole, non hai un pedone al centro attaccabile, quindi puoi fare le tue cose con assoluta calma. Chiaro, il bianco ha il vantaggio di spazio perché ha un pedone su una casella centrale mentre noi no. A questo punto il bianco può continuare in mille modi. Ora, la teoria sulla francese dice che il bianco gioca di 4, ma se il bianco non gioca di 4, mi gioca, che ne so, cavallo F3, cavallo C3, cavallo F3, mi gioca un'altra mossa, alfiere C4, bene, se ti gioca una qualsiasi altra mossa, sei fuori dalla teoria della difesa francese, perché la mossa in assoluto migliore ora per il bianco è di 4, ossia controllare il centro con entrambi i pedoni, coppia d'assi, e liberare il raggio d'azione ad entrambi gli alfieri. Se scegli una mossa secondaria, ripeto, come cavallo C3, cavallo F3, alfiere C4, che è totalmente sbagliata nella francese, ok, si esce fuori teoria e te la giochi tranquillamente. A noi quello che ci interessa imparare è quello che succede dopo D4, cioè contro la risposta migliore del bianco. E qui, da teoria, il nero gioca D5, ma volevo soffermarmi ancora un secondino su analizzare queste 6. Quindi non abbiamo messo un pedone sul centro, ma quello che è successo è che abbiamo liberato la diagonale per questo alfiere, anche se abbiamo invece tappato la diagonale a quest'altro alfiere. Quindi diciamo che l'alfiere attualmente buono è l'alfiere camposcuro, quello che si muove sulle caselle scure. L'alfiere cattivo, cioè quello che farà fatica
a svilupparsi è l'alfiere Campochiaro. Infatti uno dei nei della francese sono due: uno, che spesso il nero gioca in carenza di spazio, lo vediamo sin dalla prima mossa; due, spesso il nero non sa di cosa farsene di questo alfiere cattivo, ma ci sono delle strategie, dei piani che adesso andremo a vedere nelle varie varianti, dove questo alfiere lo si può rendere attivo. Quindi bisogna conoscerla, perché altrimenti, se non la conosci, rischi veramente di giocare male, in carenza di spazio, ti senti soffocato, la provi una mezza volta e dici fa schifo questa difesa. Però questa difesa la giocava Petrosian, la giocava Nizovic, la giocava Rubinstein, e attualmente anche nel panorama internazionale la giocano giocatori di grandissimo spessore, Barev, Morosevic e tanti altri. Quindi è una difesa che viene, chiaro, non è E4 e 5 o la difesa siciliana, che sono le due tra le più giocate in assoluto e ritenute tra le più forti, ma la francese, che è stata giocata, ci sono le prime partite per corrispondenza attorno al 1800 qualcosa, è durata in tutti questi anni, e oggi anche i grandi professionisti non si degnano di giocarla, anzi la vediamo giocata piuttosto spesso, ok? Quindi questa è l'idea della francese, quindi E6 per supportare poi la spinta di 5. E qui, a seconda di come il bianco risponde, perché ora c'è subito un interrogatorio su questo pedone 4, no? Che si minaccia subito la cattura, diciamo che ora le risposte maggiormente giocate, soprattutto a livello intermedio, è la variante di spinta. Questa la devi conoscere, devi sapere esattamente come funziona dopo i 4 e 5, oppure arriva alla difesa di questo pedone, come con cavallo C3, con cavallo D2, queste sono, diciamo, le principali. E quindi andiamo a vedere quindi che si aprono le varie varianti della difesa francese. Analizziamo la variante di spinta. Variante di spinta, quindi dicevamo che qui c'è un interrogatorio, un'interrogazione su questo pedone in E4, e questo pedone decide di spingere in E5. Questa spinta delinea il centro in modo molto chiaro, e come diciamo sempre, la tua catena di pedoni ti indica il lato della scacchiera dove dovrai attaccare, quindi il bianco attaccherà sull'ala di re e il nero invece attaccherà con tutta probabilità sull'ala di donna, visto che ha i pedoni che indicano questa direzione. Tutti i pedoni sul bianco, come dicevamo, l'alfiere Campochiaro farà fatica a trovare una sua posizione. E qual è il piano di gioco? Qui una delle mosse che va giocata è C5. Il piano di gioco è molto semplice, questo te lo devi ricordare se giochi la francese, è quello di andare a minare il centro. Come si mina una catena di pedoni? Una catena di pedoni la puoi minare sulla testa, quindi per esempio con F6, mossa che ti sconsiglio di giocare in questo preciso istante, anche se è una mossa che nella francese esiste, oppure la catena di pedoni la puoi attaccare alla base, e in questo caso ha molto più senso giocare C5 per cercare di attaccare alla base. Ovviamente il bianco, se ha un minimo di senno, non farà mai questa mossa, sia perché ci regalerebbe un tempo sviluppando l'alfiere, sia perché lascerebbe da solo quel pedone. Quindi quello che deve fare il bianco a questo punto è C3, cioè rafforzare. In caso di cambio ti piazzo nuovamente un altro pedone. Quindi ora tutta la partita, sia da parte del nero che da parte del bianco, verterà sul cercare di minare questo pedone di 4. In che modo il nero può cercare di minare questo pedone di 4? Vabbè, ovviamente catturando. Attenzione però, la cattura non deve essere fatta a cuor leggero, perché tutto il gioco del nero appunto verte su questa tensione che c'è fra questi pedoni. Se il nero cattura, questo lo vedo soprattutto dai 1400 punti in giù, spesso i giocatori, sia bianco che nero, si sente male con la tensione, non gli piace mantenere la tensione, e prima di fare una qualsiasi mossa come cavallo C6 eccetera, cattura, perché non gli piace questo pedone che può essere catturato nonostante è ultra difeso, non gli piace. In realtà vedrai, man mano che andrai avanti di punteggio di elo e vedendo anche il gioco dei giocatori professionisti, che loro mantengono la tensione, perché solo mantenendo la tensione che si creano piani di gioco, che il tuo avversario può anche sbagliare. Nel momento in cui tu appiattisci la situazione e la rendi ormai senza possibilità di cambiare, è difficile per il nero cercare qualcosa. Quindi si tiene la tensione e si aumenta la tensione. Quindi cavallo C6, come puoi vedere, è una mossa che aumenta la tensione sul centro. Cosa vuol dire aumenta la tensione? Non è che catturo e poi ti ricatturo e guadagno un pedone, no, perché c'è la regina. Quindi sto semplicemente aumentando il numero di attaccanti su quella che era la tua base di pedoni. Attenzione che adesso la base dei pedoni è cambiata, la testa è sempre questo, ma la base è diventato il pedone C3. Quindi un altro piano potrà essere
chiaramente con le dovute precauzioni, andare a spingere fino a B4 per cercare di rompere sulla nuova base della catena pedonale. Ovviamente il gioco del nero, come dicevamo, sarà prettamente sull'ala di donna. Qui per esempio il bianco, e questa è anche la prima mossa consigliata, gioca cavallo F3 per aumentare ovviamente i controlli su D4, e qui ovviamente donna B6. Donna B6, con donna B6 andiamo ulteriormente ad aggiungere attacchi su D4, come vedi tutto il gioco è su D4, e anche una bastardina, concedimi, silenzioso attacco su B2 che lascia questo alfiere rilegato alla casella C1, quindi l'alfiere non potrà mai andare per esempio in E3 a sostenere il pedone D4, poiché cadrebbe B2. La donna si è portata qui, si è portata sull'ala di donna. Come vedi il gioco già del nero si sta spostando sull'ala di donna ed è tutto incentrato su questo pedone D4. Ora, qui la mossa da teoria migliore è A3, però A3 la giochi se conosci bene la teoria. Un giocatore mediamente da 1400-1500 qui che cosa giocherebbe? Detto sinceramente tra me e te, svilupperebbe l'alfiere per cercare di arroccare. Ora, se lo sviluppa in D3 potrebbe cadere un pedone, perché vedi io ho un pedone, un cavallo e una donna e sono 3 che attaccano e c'è solo un pedone che difende e un cavallo che difende. Dopo ti faccio vedere che in realtà il bianco non perde nulla, e quindi supponiamo che il bianco giochi alfiere 2. Mossa tranquillissima, mossa che ognuno di noi magari avrebbe giocato, no, in questa situazione, e a questo punto arriva sì il cambio, C per D, e adesso arriva l'immediata cavallo H6 o anche cavallo E7, vanno bene uguali, con l'idea di portare il cavallo in F5 e portare così il terzo attaccante su D4, e il bianco fa fatica a trovare un altro difensore. Ora, l'idea di cavallo H6, tu dici ma cavallo H6 può essere catturato e ti doppia i pedoni. Vero, verissimo. Allora intanto c'è una bellissima mossa intermedia che è donna per B2, minaccio di catturare la torre, quindi la mia minaccia è molto più importante della tua, e quindi ora qui il bianco deve giocare cavallo D2 e adesso, solo adesso, mi prendo l'alfiere. Ok, è vero, mi hai rovinato l'arrocco, mi hai doppiato i pedoni, ma ho la coppia di alfieri perché mi hai appena dato il tuo alfiere camposcuro, e ho anche un pedone in più, quindi il nero dovrebbe avere compenso in questa situazione. Come vedi già il nero riesce a creare qualche piccolo problema sul centro, e se il bianco invece anziché mettere l'alfiere in E2 lo mette in D3 come dicevamo prima, beh, qui in realtà il nero non può permettersi questa cattura, dovrebbe sempre cercare un piano per magari portare un cavallo in F5, anche se adesso potrebbe essere catturato, perché in caso di cattura, ora la cattura di donna non funzionerebbe, perché qui il nero perderebbe la donna all'istante. Dopo alfiere B5 scacco, la donna del nero è sospesa, e alla prossima su qualsiasi mossa il nero perde matematicamente la donna. Quindi come vedi ci sono già varie situazioni e anche trappole da parte del bianco e da parte del nero, e i piani sono sempre quelli: cercare di puntare verso il centro. Il punto D4 è uno dei punti preferiti del nero nella difesa francese, e quindi poi ci sono tantissimi piani che bisogna assolutamente conoscere. Un'altra variante che può capitare dopo questa situazione, abbiamo detto che diciamo c'è la spinta, c'è il cavallo che va a difendere questo pedone, ma dobbiamo anche considerare che al bianco potrebbe saltare in mente di cambiare i pedoni. Io credo che su questa variante, che prende il nome di variante di cambio, c'è ben poco da dire. Siamo in una posizione simmetrica. Attenzione, posizione simmetrica non significa parità per forza, anche perché nelle posizioni simmetriche il bianco è in vantaggio perché ha sempre una mossa in più rispetto al nero. Ma qui il modo di giocare è molto semplice. Entrambi i giocatori tireranno fuori i cavalli del re per cercare di arroccare il prima possibile, e con tutta probabilità la struttura pedonale di entrambi i giocatori o di uno dei due sarà quello di andare a consolidare per esempio questo pedone centrale in questo modo, poiché una spinta di questo tipo a seguito di un cambio, e lo possiamo fare anche subito, anche se magari non è la mossa più precisa in questo istante preciso, è che qui il bianco ha un pedone isolato, e noi sappiamo che ad altissimi livelli può essere una grandissima opportunità perché ha liberato
i pezzi, quindi c'è molta dinamicità da parte dello schieramento del bianco, ma ai livelli nostri, che siamo esseri umani normali, spesso questo pedone isolato fa una brutta fine. Questo te lo dico per esperienza personale di giocatore che gioca da oltre 20 anni. Quindi, diciamo, ecco perché come struttura pedonale si tende a essere un pochettino magari più solidi, e qui secondo me c'è poco da dire. Andrea Stella all'interno del corso dirà tantissimo su questa posizione, ma io qui ti sto facendo un piccolo riassunto, una piccola panoramica, e secondo me questa posizione ci si può giocare tranquillamente anche senza una grande preparazione teorica, perché non è una di quelle linee particolarmente taglienti. Mal che vada, metti l'alfiere in 7, pedone C6, arrocchi e la partita te la giochi. Arriva poi la variante Paulsen, che è E4, E6, D4, D5, cavallo C3. Come dicevamo, qui il bianco non spinge il pedone, non cattura, ma decide di difendere il suo pedone centrale col cavallo C3. Ora, qui si può giocare in tantissimi modi, e per esempio vediamo nella prossima variante una che è considerata una delle mosse migliori, ma qui si può giocare anche D per, cavallo per, e ora voglio mostrarti una manovra carinissima che ti permette di giocare anche questa variante senza troppo studiare, senza troppe cose. A me piacciono molto quelle cose lì dove puoi giocare di intuito senza ricordarti 1000 mosse fino alla 24esima, e qui alfiere di 7. Oh, che mossa strana! L'idea è quella di riposizionare l'alfiere in C6, rendendo così l'alfiere cattivo attivo. Ok? Cioè lo tiri fuori dalla tua catena pedonale e diventa attivo. Quindi per esempio dopo un cavallo F3, un alfiere C6, e qui se vai nella posizione carina, il cavallo andrà in D7, l'altro cavallo entrerà in F6. La posizione secondo me è carina. Chiaro, questo alfiere sta intralciando in questo momento il pedone C5, pedone importantissimo per minare il pedone D4, però non si può avere, diciamo, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca. Qualcosa bisogna rinunciare, e qui il nero ha deciso di, tra virgolette, sacrificare 2 tempi per rendere questo alfiere un pochettino più forte. Questa secondo me è una variante molto carina, una manovra non troppo giocata, ma che ti consiglio di sperimentare perché ti può dare soddisfazioni, e qui la partita si gioca. Anche qui non ci sarebbe troppo da dire, la partita si gioca in tranquillità. Veniamo alla variante Winawer, che è quella che poi è considerata migliore dopo questa successione di mosse. Dopo cavallo C3, prima nella Paulsen abbiamo deciso di catturare, qui invece giochiamo alfiere B4. L'idea è molto semplice: io ti inchiodo questo tuo bellissimo cavallo con l'idea poi di catturarti il pedone 4, perché il cavallo è inchiodato. Quindi io al momento ti sto facendo una minaccia, ora è il nero che sta portando avanti il gioco. Qui il bianco, per evitare la minaccia, spinge. Quindi siamo nella variante di spinta di prima, ma con il bianco che non può giocare pedone C3, ed è interessante. Allora il nero gioca comunque C5, andando ad attaccare la base della catena pedonale, ma il bianco non può spingere il pedone C3. È interessante. A3 per stuzzicare l'alfiere, e qui bisogna dare l'alfiere, anche perché non avrebbe senso riportarlo chissà dove. Arriva la doppiatura di pedoni e cavallo in E7, con l'idea di permettere subito l'arrocco. Qui il bianco deve essere molto preciso. Attenzione che su mosse come alfiere di 3 può seguire anche C4, e quindi il bianco poi è costretto a indietreggiare con quell'alfiere che non sa bene dove mettere, non conosce bene la diagonale. La mossa più precisa e magari meno intuitiva è donna G4. L'idea è di attaccare subito quel pedone in G7, e magari su arrocco arriva alfiere H6, robe di questo tipo, ma il nero arrocca comunque. Ma se arriva alfiere H6, qui non c'è il matto, oppure il nero deve giocare G6 e perde la torre. A parte che c'è cavallo G6, ma ti voglio far vedere che c'è di meglio. Cavallo F5, babam, tieni il matto, minacci, quindi è una mossa attiva, minacci l'alfiere, e qui cosa deve giocare? Il nero deve andare ai ripari, e quindi vedi che ora l'iniziativa addirittura è nelle mani del nero. Ma volevo farti vedere un'altra cosa. Qui se il bianco, anziché giocare questa mossa, gioca una mossa come alfiere di 3, prima di giocare questa giochiamo F5 per tappare l'attacco. L'unico modo che ha il bianco
per rendere prepotente questo alfiere è presa al varco, arriva torre per F6, adesso il bianco porta in gioco tutti i suoi alfieri, torre F7, e per esempio dopo donna H5 sembra che il bianco abbia veramente un forte attacco, ma è un attacco momentaneo direi, perché guarda, dopo G6, ok, stiamo indebolendo l'arrocco, le case scure, tutto quello che vuoi. La donna ora si deve ritirare. Supponiamo che la donna si ritiri in H4 per dare uno sguardo a questo pedone e per aumentare l'attacco qui sopra. Qui ti dicevo, ti evidenziavo mosse di questo tipo, perché è vero che ora ci sono attacchi qui sopra, ma ci sono anche attacchi qui sopra, dove io ho doppi, perché anche il bianco deve ancora arroccare. Quindi non è vero che la francese porta sempre a posizioni piatte, ultrapiatte, ma sono molto dinamiche. Oppure c'è anche questa bellissima C4 che ti mostravo prima, e ora questo alfiere deve perdere la diagonale. Quindi ci sono già mosse molto interessanti. Cavallo C6 ovviamente aiuterà a tenere quest'altro cavallo, ma soprattutto donna 5 molto ma molto forte, perché attacca questo pedone e probabilmente qui il bianco dovrà tornare in difesa. Quindi anche questa variante porta poi a linee molto ma molto dinamiche. L'ultima linea che voglio mostrarti è la variante Tarrasch, che è diciamo l'evoluzione di cavallo C3 che è cavallo D2. L'idea è: tu vuoi venire a inchiodarmi il cavallo con l'idea di prenderti sempre il pedone centrale? Ma se a sto giro esci fuori con l'alfiere non funziona questa minaccia, perché io C3 mi consolido addirittura. Quindi questa è l'idea. Qui diciamo la prima scelta è per il nero di giocare ancora una volta in modo attivo, andando subito ad attaccare questo pedone. Altre alternative per il bianco non ci sono che spingere, e qui si rientra in quegli schemi un po' stile difesa agli Ekin, dove il cavallo da F6 va in D7 e qui si porterà il pedone in C5. Si porterà il pedone in C5 e tutti i pezzi ancora una volta andranno ad attaccare il solito pedone D4. In questa variante il bianco può giocare pedone C3 perché non ha il cavallo C3, quindi consolida la sua struttura pedonale C5. Il bianco può giocare anche F4 aiutando sempre a consolidare questo pedone centrale, cavallo C6 attaccando sempre sul centro, cavallo in G va in F3, e qui si può giocare tranquillamente. Ora, anche se non si conosce bene la teoria, qui si può giocare un alfiere 7, un alfiere 2. Sto facendo mosse molto facili per entrambi gli schieramenti, e arrivati a questo punto però occorre molto bene sapere che cosa fare. Ovviamente la cattura, abbiamo detto di lasciare la tensione. Qui un piano tipico in stile Alfa 0 può essere quello di iniziare a spingere questo pedone e prendere spazio sull'ala di donna, proprio perché abbiamo detto che il nero nella francese giocherà sull'ala di donna. Bisogna sapere molto bene come giocare molto bene i piani tipici, perché conoscendo i piani tipici nel medio gioco saprai come portare avanti la tua difesa francese. Tutto questo è spiegato in maniera eccelsa all'interno del videocorso realizzato dal grande maestro Andrea Stella in italiano, il corso più potente in Italia sicuramente, ma probabilmente anche in Europa. 30 ore di corso sulla difesa francese, con gli studi di chess, con manuale anche sulla difesa francese e tanto altro. Ti lascio il link in descrizione. Spero che questo video ti sia piaciuto, che ti abbia dato qualche idea in più se non conoscevi questa francese, e chissà mai che inizierai a giocarla nelle tue partite. Io ti ringrazio per la visione, ci vediamo alla prossima. Ciao da Matto Scacco.